raga, siamo arrivati a casa delle fegate, Anna Maria e Raffaella, le fegate, Piscitelli. No. Permesso? Buongiorno, si chiama Anna Maria e Raffaella Piscitelli, ci sta? All'oratorio. La riunione! Stanno all'oratorio, oh ma che... Scusa, dove sto? Stanno all'oratorio sicuro? Sì! Sono Anna Maria e Raffaella Piscitelli. Buongiorno! Dai, dai! 3, 1, 2, esca fuori. Muoversi. Si muova. Cerca resistenza. Si muova, grazie. Muoversi. Davide, sono vinciato. Si deve muovere, abbiamo trovato altre tue colleghe. Questo non dà proprio. Basta una volta. Vuole la versione incensurata? No. Come? Allora la vi. Allora faccio una cosa, ce ne andiamo, però prima vogliamo una cosa da lei. No, Davide, basta un'altra volta che è meglio. Silenzio, fammi parlare a me. Deve dire 3 aggettivi riguardo a Peppe D'Onofrio, forza. Sì. quasi oggi. Ah, poi, è simpatico. Poi? Spiritoso. Poi? È un perfettino. È un pervertito. La prima che ha detto la verità. Brava. Adesso un saluto. Ciao Peppe! Per i suoi 18 anni. Ciao Peppe, auguri per i tuoi 18 anni. Ok, andiamo, se va. L'abbiamo presa! Lo sapevo che la prendevamo! Questa è Raffaella! Alle 9:30 di mattina! Si deve preparare per andare a messa, lo sa! Ma siete proprio insieme! E questo è quello che vogliono fare le animatrici dell'oratorio! Non ne riesci a fare, aiuto Matticcia! Vergogna! Andiamo! Dai! Un altro! Ragazzi, bloccatela! Signorina Anna Maria Piscitelli, sta volontariamente esponendo i fatti. 3 aggettivi per Giuseppe D'Onofrio. Senti Raffaella. No, non ci basta. Basta. Forza! Allora, Si deve muovere! simpatico, scemo, Dai, forza, lo sappiamo che lo vuoi dire! E dica la verità! Simpatico, scemo e... è un poco pervertito. È un poco pervertito, prima c'era la perversione totale! Un saluto adesso! Ciao Peppe, Auguri per i tuoi... auguri per i tuoi 18 anni. Ok, andiamo se... La signorina Elsa Caliendo, l'abbiamo acchiappata, non si vuol far vedere, signorina Elsa, se passa vedere, venga forza, muoversi, se deve muovere altrimenti entriamo noi, forza, venga qui, è meglio, signorina Caliendo, venga qui, guardate la signorina Elsa, in un abito casual verde smeraldo. 3 aggettivi per Giuseppe D'Onofrio. Forza! Forza! No, è di là. Si deve muovere! 3 aggettivi. Secondo lei com'è Giuseppe D'Onofrio? Oggi uno. Dai, forza! Volete provare due? No. Allora, Scemo. Poi, Simpatico. simpatico e?
Un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, una l'ha sbagliata. Adesso un saluto per Peppe per i suoi 18 anni. Giuseppe, auguri di buon compleanno. Signorina Elsa Caliendo. È un po' stronzo? È un po' culattoni. Sì, bravissimo. Vedi che simpatica. Non è tuo amico, scusa. No. Insopportabile. Hanno perfetti. Hanno poco perfetti. È un... È giovedì ed è quasi mezzanotte. Questa è la notte in cui Giuseppe D'Onofrio diventerà un adulto come Antonio il Ciccione. Che ne pensi, Antonio? Non lo so, secondo me dorme. È mezzanotte, gli occhiali puoi toglierli. Scusi. Grande! Capito che facciamo un bordello. Usciamo nulla, lo dice boh. E questa è una cazzo che ha fatto 18 anni stanotte. Quello è il fratello che 18enne già da molto tempo. Quanti anni hai, Giovanni? 21. Tu quanti ne hai? Prova. 18. Lo dici così che hai 18 anni. Facciamo una riprova. Quanti anni hai? 18 adesso. Oh. Grande. Applauso! Grande! Visto che hai fatto 18 anni, c'è una piccola intervista. Vai, nome? Giuseppe. Cognome? D'Onofrio. Sesso? Spero. Si intendeva maschio o femmina? Maschio. Anni? 18. Da un'ora. 5 minuti. Antonio, vai con la prima domanda. Qual è la donna ideale per te? Manuela Arcuri. Si modesta. Ma io i preliminari o andare al sodo direttamente? I preliminari. Cosa ti piace fare nei preliminari? Una cosa volta. La prima volta? In mezzo. Si è ricordato per alcuni scandali successi all'oratorio, è vero? Sì. Cosa hai fatto di preciso? Niente. Hai 18 anni adesso, a Rosa cosa gli vorresti dire? Un messaggio ai tuoi amici adesso che hai 18 anni. Magari che è venuto, mi ha aspettato. Ma non siamo solo i tuoi amici che guarderanno anche il filmino adesso. Un saluto da adulto. No. Ciao, un saluto da grandissimo adulto. Grande! Vai con il discorso.